Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, Ravisione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questo spazio informativo su friulitv.net. È ancora avvolta nel mistero la morte ieri sera a Padova di un bancario di 55 anni, Fabrizio Coppetti, originario di Gemona del Friuli, ritrovato agonizzante nella serata nei pressi di un attraversamento pedonale. È morto un paio d'ore dopo il trasporto in ospedale. Sul volto della vittima è stato notato un forte trauma, elemento che farebbe pensare o ad un'aggressione o all'investimento da parte di un'auto pirata. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad aver notato il corpo steso a terra e chiamare i soccorsi. Sul posto per gli accertamenti si è recata la Polizia Municipale Patavina. Una giovane donna di circa 25 anni di età è stata soccorsa questa mattina a San Quirino per gli effetti causati dalla respirazione accidentale del gas monossido di carbonio all'interno della propria abitazione. A dare l'allarme, chiamando il numero unico d'emergenza 112, è stato un parente che, rientrato a casa, l'ha trovata riversa a terra in stato confusionale. Gli infermieri hanno inviato subito l'equipaggio in ambulanza proveniente da Pordenone e attivato le forze dell'ordine. Per quanto riguarda di competenza anche i vigili del fuoco. La giovane donna è stata trasferita successivamente all'ospedale di Pordenone e da lì in volo a Catinara per il trattamento di camera iperbarica. 2 persone sono state soccorse invece nella tarda mattinata odierna, preferite riportate a seguito di un sinistro accaduto a Cormons lungo la strada regionale 56. Per causa in corso di accertamento, sul posto dei carabinieri, il conducente di una delle 2 auto ha perso il controllo che è andata a schiantarsi contro il muro di una casa. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Sul luogo dell'incidente la Sores ha inviato l'ambulanza proveniente dal punto di pronto intervento di Cormons e un'altra ambulanza da Gorizia. Le 2 persone, 50 e 75 anni, rispettivamente donna e uomo, sono state trasportate all'ospedale di Gorizia, l'uomo in codice giallo, la donna invece solo per accertamenti. Entrambi comunque sono rimasti sempre coscienti durante l'intervento di soccorso. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.